Sono Helen Gonzalez in Uncamere del Veneto e sto parlando a nome di tutto il sistema delle Camere di Commercio del Veneto che sono meglio connesse da me in questo momento e sono presente a questa riunione per presentare il progetto Virtual Job Days. Nella giornata di oggi abbiamo il direttore tecnico del progetto, il coordinatore tecnico del progetto, il professore Paolo Gubita della Università di Padova, che è stato uno degli ideatori di questo progetto e quello che lo implementerà. Oggi avremo questo tempo con lui, più o meno una quarantina di minuti, dove si spiegherà di cosa versa il Virtual Job Days e potrà anche rispondere alle domande di molti di voi in merito a questa iniziativa. Sicuramente lo avrà detto Paolo, lo dico anche io, questa sessione è registrata, sarà caricata nel sito web di questa iniziativa e in questo modo voi potete andare a sentirla e ascoltare se per caso ci sono delle cose che devono essere approfondite e noi dopo di questa riunione fra questo pomeriggio e domani mattina invieremo a tutti voi, a tutte le persone che stanno partecipando, una comunicazione dove ci sarà il link per la partecipazione attiva ai webinar, come presentarsi, come prenotare la vostra partecipazione nei webinar tematici. Invieremo anche il link a questo webinar di oggi, in modo che potete appunto partecipare attivamente con le vostre classi, capire un po', approfondire di queste attività e vi inoltreremo ulteriori informazioni. Ok? Bene, grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, i Virtual Job Day del 2022 rispondono all'obiettivo di supportare tutta la filiera scolastica del Veneto nella comprensione di quali sono i cambiamenti in atto nella società e nell'economia che vanno compresi per poter orientare studenti e studentesse sia nel completamento del percorso formativo delle medie superiori, sia eventualmente nella scelta di un percorso di inserimento professionale, piuttosto che nella decisione di continuare la propria formazione accedendo ai livelli superiori dell'istruzione, siano essi ITS piuttosto che università. Allora, ci sono alcuni elementi di fondo che caratterizzano e che rappresentano lo sfondo dentro il quale collocare questa iniziativa. E di cosa si tratta? Quali sono questi elementi di scenario? Il primo è rappresentato dai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che tutto il mondo, in particolare l'Italia, si è impegnata in qualche modo a raggiungere da oggi, anzi da qualche anno ormai, entro il 2030. Quindi ciascun incontro che faremo andrà ad incidere, andrà a supportare la percezione e anche la conoscenza di cosa vuol dire concretamente agire nella direzione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Il secondo elemento di scenario è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quindi il PNRR di cui sentiamo da un anno e mezzo sistematicamente parlare. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è organizzato attorno a 6 missioni chiave e queste 6 missioni, o almeno alcune di queste missioni, rappresentano l'altro elemento di sfondo che terremo sistematicamente in considerazione nello svolgimento delle nostre attività. In particolare, appunto, tra queste missioni 3 sono quelle che rappresentano la nostra stella polare: la trasformazione digitale, la transizione ecologica, l'inclusione e la coesione. Per organizzare al meglio il nostro lavoro abbiamo identificato 8 cantieri. Sono 8 cantieri che rappresentano altrettante criticità per lo sviluppo sostenibile della nostra società, del nostro territorio e della nostra economia. Noi tratteremo questi cantieri in maniera verticale, nel senso che ogni cantiere sarà ben focalizzato su un tema, ma ciascuno di questi cantieri, ancorché
presentato in maniera verticale, quindi parleremo di una cosa, poi di un'altra e poi di un'altra ancora, si addice ad una lettura e anche a una consapevolezza di tipo orizzontale, nel senso che questi cantieri sono tra loro collegati appunto gli uni con gli altri e permettono anche una lettura trasversale, ovvero ogni persona, ogni istituto scolastico, ogni docente, ogni studente o studentessa potrà, a prescindere dall'istituzione a cui appartiene, dal percorso formativo in cui è inserita, potrà partecipare con interesse e con buone motivazioni a ciascuno dei cantieri. Detto in altri termini, non è vero che una scuola tecnica è più interessata necessariamente a un cantiere che sviluppa un aspetto tecnico o tecnologico, e non è necessariamente vero che un istituto scolastico piuttosto che un gruppo di studenti, studentesse o di docenti che è più incline, più affine o più interessato a temi di natura sociale debba, per questa semplice ragione, non partecipare o non essere interessata ai cantieri che sono di natura tecnologica, e quindi occuparsi soltanto e partecipare solo ai cantieri che hanno un prevalente contenuto sociale. Quindi, chiariti questi due elementi di sfondo, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, il PNRR, in particolare 3 delle 6 missioni, e chiarito che la lettura dei cantieri è triplice, verticale, orizzontale e trasversale, entriamo brevemente nella descrizione di ciascun cantiere. Un cantiere è denominato Sustainable Living o sistema casa e fa riferimento a tutta la trasformazione che stanno subendo le attività sia formative sia professionali che hanno a che fare con il cambiamento dei luoghi in cui noi viviamo. Parleremo della domotica, che cambia il funzionamento delle nostre abitazioni, ma citeremo anche il tema delicatissimo dell'organizzazione degli spazi domestici, per rendere gli spazi domestici più capaci di rispondere alle nostre esigenze di vita all'interno dell'ambito domestico, ma anche di lavoro, e parleremo nell'ambito del sistema casa anche di tutte le tecnologie che si stanno sviluppando per rendere le nostre abitazioni, il sistema casa nel suo complesso, più accogliente e più vivibile. Un secondo cantiere è quello relativo alle cosiddette creative industries o industrie creative, che hanno a che fare con tutto il mondo, con tutte le professionalità relative all'ambito della cultura, all'ambito delle arti performative, all'ambito della tecnologia che aiuta queste vocazioni, se volete, delle persone ad esprimersi al meglio e a trasformare questa passione, o se volete questo insieme di conoscenze, in mestieri che hanno sempre più un impatto nella nostra vita sociale, professionale e, se volete, anche ricreativa, mestieri che nell'immaginario collettivo sono mestieri non sempre particolarmente redditizi, o non sempre, o non per tante persone, particolarmente ricchi di contenuto, di prospettive professionali. Ecco, dimostreremo che invece l'industria creativa è un tratto distintivo delle società in cui viviamo, e dimostreremo che la vocazione, se volete, alla creatività, la vocazione di alcune persone a svolgere dei mestieri poco tradizionali, che non fanno parte della nostra, che nell'immaginario collettivo non offrono grandi prospettive
professionali. Invece la realtà che ci circonda e come stanno cambiando il mondo, la tecnologia e le società rendono questi mestieri adeguatamente costruiti particolarmente ricchi di contenuto e ricchi di prospettive professionali. Un altro cantiere è chiamato Diversity and Inclusion, o in italiano società inclusiva. Ecco, la società inclusiva è una delle sfide più importanti che le nostre società stanno vivendo. Dentro la società inclusiva ci sono da un lato la necessità di creare un ambiente sociale, ma anche un ambiente di lavoro che permetta a tutte le persone di esprimere al meglio quello che sanno fare. Piuttosto nella società inclusiva ci sono tutti i mestieri che si svolgono dentro le istituzioni, dentro le amministrazioni locali, dentro le imprese, che hanno come obiettivo gestire al meglio le diversità che caratterizzano la società in cui viviamo, dalla diversità di natura etnica, viviamo in una società multietnica, alle diversità che caratterizzano una società dove, quella italiana, la popolazione non è propriamente equamente distribuita per fasce d'età, ma è particolarmente corposa, è particolarmente numerosa in alcune fasce, la fascia delle persone mature, delle persone della terza età o delle persone della quarta età. Ecco, segmenti di popolazione che hanno bisogno di servizi nuovi, e per erogare questi servizi nuovi servono professionalità elevate, evolute e capaci di erogare servizi o di creare prodotti che siano al servizio di tutti i bisogni che una società complessa come quella in cui viviamo necessita e di cui la nostra società ha bisogno. Detto in altri termini, la società inclusiva, il cantiere relativo a società inclusiva è un cantiere dove convergono professionalità di natura sociale, ma anche professionalità che hanno una forte vocazione tecnologica e che apre scenari professionali del tutto inimmaginabili fino a qualche anno fa. Il fatto che una delle missioni del PNRR sia appunto inclusione e coesione, la dice lunga sul fatto che su questo cantiere si giocheranno una buona parte delle chance di sviluppo della nostra società e delle buone opportunità di impiego. Un altro cantiere è stato denominato Smart Agri-Food. Lo Smart Agri-Food ha a che fare con tutta l'innovazione che caratterizza i settori che convergono sulla produzione di beni, di prodotti per l'alimentazione e che si realizza attraverso, come dicevo, la convergenza dei più svariati settori. Per fare oggi lo Smart Agri-Food c'è bisogno di imprese meccaniche che siano in grado di realizzare macchine adatte alla produzione efficace ed efficiente di prodotti della terra. C'è bisogno di innovazione tecnologica, ad esempio per tutto il tema della tracciabilità della filiera alimentare. C'è bisogno della robotica perché, ad esempio, oggi alcune lavorazioni della terra vengono fatte con strumenti ad elevatissimo contenuto tecnologico. C'è bisogno anche di norme giuridiche capaci, ad esempio, di rendere la tracciabilità possibile non soltanto dal punto di vista tecnologico, ma anche appunto dal punto di vista giuridico. Ecco, dentro lo Smart Agri-Food quindi c'è la convergenza di tecnologie, di conoscenze e di percorsi formativi che non sono necessariamente racchiusi dentro il mondo strettamente agricolo della produzione alimentare, sia essa vegetale piuttosto che animale.
Altro cantiere prende il nome di Experience Industry, o se volete turismo e turismi, e l'evoluzione dell'industria delle esperienze è una delle più promettenti evoluzioni in atto. L'industria delle esperienze ha il suo cuore nel mondo turistico, che rappresenta la quinta gamba del Made in Italy, ma rappresenta anche all'interno del territorio del nord-est, del Veneto in particolare, una colonna portante della nostra economia e della nostra società. Anche in questo caso l'industria delle esperienze parte, certo, dal mondo della ricettività, ma in essa si combinano tutto il tema della cultura, della valorizzazione del paesaggio, della valorizzazione dei territori, ma anche l'impiego delle nuove tecnologie e in particolare degli strumenti dell'intelligenza artificiale, dei big data, degli analytics, di tutti gli strumenti che oggi permettono alle imprese che operano o alle istituzioni che operano nel mondo dell'industria delle esperienze, in maniera riduttiva, chiamiamolo nel mondo della filiera turistica, ecco, offrono a tutte queste imprese degli strumenti radicalmente nuovi per gestire al meglio le proprie attività e per fornire a turisti e turiste una esperienza del tutto nuova e interessante per chi la vive, turisti e turiste, ma soprattutto per chi con queste attività intende vivere e prosperare. Altro cantiere è fashion, retail e lifestyle. Questo cantiere ha a che fare con i mestieri e con l'evoluzione dei processi di tutto il variegato mondo che ha a che fare appunto con la distribuzione, variamente intesa, l'integrazione tra l'attività distributiva nei luoghi fisici e l'attività distributiva attraverso l'e-commerce, attraverso la rete. Anche in questo caso convergono dentro questo cantiere i tradizionali mestieri che da sempre abbiamo visto nel mondo distributivo, ma che sono mestieri che stanno avendo un'evoluzione di contenuto molto veloce, molto marcata, proprio per effetto di nuovi strumenti di gestione che sono importati, che sono ridefiniti attraverso l'uso della digitalizzazione, nel caso specifico, ad esempio gli strumenti di realtà virtuale per rendere l'esperienza d'acquisto più partecipata e anche più efficace, piuttosto che strumenti relativi all'utilizzo dei big data piuttosto che degli analytics per svolgere attività di marketing, per svolgere attività finalizzata a potenziare la capacità di vendita o la capacità di promozione della nostra filiera che appartiene appunto al sistema della distribuzione. Dentro il mondo del cantiere del fashion, retail e lifestyle faremo un approfondimento molto puntuale sul tema della sostenibilità. Oggi, e anche in Veneto, ma il Veneto come specchio di quello che sta succedendo all'interno in tutto il mondo, oggi il tema della sostenibilità, in particolare nell'industria del fashion, ma anche nel retail, la sostenibilità sta diventando una variabile chiave per avere appeal sui consumatori, che sono sempre meno disponibili a comprare prodotti che magari sono buoni, sono belli, ma se non rispettano, se non sono coerenti con degli obiettivi di sostenibilità, non riescono ad essere venduti, e quindi bisogna trovare strumenti per produrli, ma anche per venderli e per comunicarli. Gli ultimi due cantieri di questi 8 che vi sto rapidamente
illustrando hanno a che fare con l'Industry 4.0 e quindi con la fabbrica 4.0, con la fabbrica digitalizzata. In questo cantiere approfondiremo in maniera puntuale l'impatto dei percorsi di digitalizzazione, ma anche di sostenibilità, sull'organizzazione delle attività interne alle imprese manifatturiere e su come cambiano i mestieri per effetto di questa invasione della digitalizzazione nei processi appunto produttivi e manifatturieri. L'altro canale, l'8º, è denominato Circular Economy o economia circolare e ha come obiettivo dimostrare in che modo il passaggio dall'economia lineare all'economia circolare, dove sostanzialmente un prodotto piuttosto che una risorsa non entra una volta sola nel ciclo del consumo, ma può entrare più volte. Ecco, fare in modo che l'economia circolare si realizzi non è soltanto, per fare in modo che l'economia circolare si realizzi non basta dire che un prodotto o una risorsa, una volta trasformata in un prodotto, può essere riutilizzata, ma è necessario cambiare in maniera radicale la progettazione del prodotto, la comunicazione del prodotto, le attività di vendita del prodotto, affinché un prodotto o una risorsa possa essere riutilizzata in modo diverso da persone diverse per soddisfare bisogni diversi. In definitiva, quindi, questi 8 cantieri analizzano, come ho provato a dirvi, 8 diversi ambiti che riguardano il cambiamento che sta investendo la nostra società, le nostre imprese e la nostra economia. Le analizzano in maniera verticale, ma come ho cercato di dirvi, sono tra loro interrelati e quindi auspicabilmente potrebbero essere di interesse per persone che appartengono, che vivono, che frequentano ambiti disciplinari molto diversi tra loro.